Sevine. Sì, grazie Presidente. Avvocato Repici. Presidente, parto da una questione di fatto. Riguarda la prima condotta contestata all'imputato, cioè quella di avere indotto il dottor Storari a fare la rivelazione primigenia. Le fonti di prove su questo aspetto sono l'odierno imputato e l'imputato in procedimento connesso. Erano le uniche due persone presenti di cui abbiamo notizia alla telefonata e ai due successivi incontri dell'inizio di aprile 2020. Il dottor Storari, sentito come primo dichiarante in sede dibattimentale, fu sentito ai sensi dell'articolo 210 primo comma perché era in quel momento ancora imputato di reato connesso ai sensi dell'articolo 12 lettera A. Qual è il punto? Il punto è che entrambi convengono su un dato. Ci fu una telefonata del dottor Storari al dottor Davigo e il dottor Storari, manifestando preoccupazione rispetto a vicende che riguardavano il suo operato di pubblico ministero, disse: ma Piercamillo, siamo sicuri che io ti posso parlare di una vicenda delicata relativa al mio ufficio? Risposta: non solo puoi, devi. Sto traducendo in termini diciamo di semplificazione. Devi, perché a me, in quanto componente del Consiglio Superiore della Magistratura, non è opponibile il segreto. Su questo non c'è alcun contrasto fra la versione fornita dal dottor Storari e la versione fornita dal dottor Davigo. Bene. C'è la prova allora, anzi la confessione nelle parole del dottor Davigo, dell'aver indotto il dottor Storari a fargli quella rivelazione? Noi sappiamo che il dottor Storari era sul crinale, lo voleva fare forse, però non sapeva se lo poteva fare. Perché lo fa? Perché glielo dice Davigo. Ed è Davigo che ce lo racconta. E la molla con cui spinge la volontà di Storari è il suo ruolo di componente del CSM, al quale anche nella sua veste di singolo soggetto presente nel proprio salotto di casa, comunque sia per traslazione non sarebbe stato opponibile alcun segreto da parte del magistrato. E quindi qualunque altra deduzione fatta dalla difesa appellante a proposito della insussistenza di responsabilità per l'imputato in relazione al primo fatto di cui alle imputazioni è assolutamente priva di qualunque proprio ricevibilità in radice. Ma la questione ci aiuta per riflettere su un'altra questione, perché le vicende di questo processo hanno una evidenza così solare che forse, come i raggi del sole sono così forti da abbagliare, hanno indotto alcuni dei partecipanti al processo a non vedere il nucleo fondante e banalmente enorme delle cose e approfondire e affondare l'attenzione su aspetti di mera accessorietà. Il punto è che se fosse vero il principio sostenuto dalla difesa appellante che al singolo componente del Consiglio Superiore della Magistratura non è opponibile il segreto, e naturalmente su questa prospettazione non possiamo neanche ipotizzare una differenziazione fra i componenti del Consiglio Superiore, componenti togati e componenti laici, varrebbe la stessa regola. Poiché non sarebbe opponibile nessun segreto da parte dell'autorità giudiziaria, noi dovremmo opinare legittimo l'operato di un qualunque consigliere del CSM che si rechi presso un ufficio GIP
a interrogare i componenti di quell'ufficio GIP e a chiedergli se ci sono misure cautelari su Tizio o su Caio, proprio perché è inopponibile il segreto. E questa è un'ipotesi che si può davvero prendere in considerazione. La iperbole del paragone, Presidente, serve per dimostrare la assoluta fallacia dell'argomento dedotto. È evidente, è in realtà solo per la provenienza dell'argomentazione difensiva noi ci siamo indotti a valutare i termini della questione, perché in nessuna altra occasione, in nessuna altra vicenda processuale ci si sarebbe lambiccati tanto per valutare se la consegna di verbali di interrogatorio sui quali era stato apposto il segreto da parte del pubblico ministero potessero essere divulgati a mo' di volantinaggio presso non solo la sede del CSM, ma anche presso soggetti estranei ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. E allora, sul primo punto, non c'è nulla di cui discutere. C'era un'indagine che aveva un numero di procedimento a modello 21 12333/17 della Procura di Milano. Perché dico questo? Perché se si valuta quest'altro aspetto basico della realtà, si deducono pure la falsità delle giustificazioni che si sono date, perché, Presidente, c'è un fascicolo a modello 21 e si è sostenuto dall'imputato di reato connesso, e il dato viene utilizzato dalla difesa appellante, che non si potevano fare le acquisizioni di dati di traffico telefonico se non ci fosse stata l'iscrizione della notizia di reato. Ma e quando mai? Sulla base di quale spunto normativo? Sulla base di quale dato di realtà? Nessuno. E, Presidente, siamo in un momento in cui l'acquisizione dei dati di traffico telefonico non passavano dall'autorizzazione del GIP. Noi ne abbiamo prova negli atti, perché quando l'anno dopo, ad aprile 2001, arriva alla Procura di Milano la incredibile notizia che la potenziale divulgatrice degli atti ai giornalisti era l'assistente del dottor Davigo, ed era stato iscritto un procedimento a Milano a novembre del 2020, PM titolare il dottor Storari, che iscrive la notizia di reato di accesso abusivo al sistema informatico della Procura di Milano, era stato lui a dare i verbali. Quei verbali gli ritornano dal giornalista Massari e viene iscritto il 615 ter. Dalla inconsapevole dottoressa Pedio, ovviamente non poteva immaginare che fosse stato il suo collega di ufficio, ma lui iscrive il 615 ter, che in altra ipotesi probabilmente, poiché la legge era già abbondantemente stata entrata in vigore, probabilmente si poteva pure ipotizzare a un'ipotesi di depistaggio. Il punto è che quando ad aprile del 2021 arriva la notizia che la divulgatrice era la potenziale divulgatrice era la signora Contrafatto, nella assenza quasi latitanza del pubblico ministero Storari, che si sottrae ai richiami del suo capo per avere spiegazioni, sappiamo, e voi avete il documento in atti, che il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati di traffico telefonico sull'utenza della dottoressa Contrafatto, con i risultati sconcertanti che poi ne derivarono, e ne ha fatto un accenno il procuratore Greco durante la sua deposizione, ed è meglio tacere per carità di patria. Però il punto è un altro. Il punto è che la dottoressa Pedio, per parossistica prudenza, fa la istanza al GIP di acquisizione dei dati, di autorizzazione all'acquisizione dei dati di traffico telefonico, e il GIP risponde: secondo la legge oggi vigente io non ti devo autorizzare, te li devi acquisire tu. Io ti autorizzo, come autorizzò l'ascolto, le captazioni sulla utenza telefonica della signora Contrafatto.
Quindi, perché dico questo? Perché su qualunque aspetto di fatto di questa vicenda, se si approfondisce con laica analisi dei dati, ci si accorge di come siano veramente irricevibili le prospettazioni della difesa appellante. E quindi te ne posso parlare, a me non si può opporre il segreto. Il prosieguo dell'atto di appello e anche dei motivi aggiunti è fondato principalmente sulla parola autocertificatoria dell'imputato. Lo ha già detto il procuratore generale in relazione alla deposizione del teste Morra. Si pretende che Morra sia stato smentito. Da chi? Dall'imputato. Qual è il punto? Il punto è che è riportato ripetutamente, sia nell'atto di appello, sia nei motivi aggiunti, sono riportate le parole dell'imputato. Il mio pensiero era rimettere il procedimento sui binari della legalità. Presidente, questo è, come dire, il manifesto programmatico dell'agente dottor Davigo al momento dei fatti. Lo dice lui. Io mi sono condotto perché il mio pensiero era rimettere il procedimento sui binari della legalità. Su questo io invito la Corte a fare una oculata valutazione su due aspetti diversi che sono stati messi in un unico calderone in una specie di strategia della confusione per finire nel caos. Cosa ha sostenuto l'imputato? Che lui si muoveva per ripristinare la legalità in relazione alle condotte rilevanti disciplinarmente o anche penalmente, lo ha detto, da parte del procuratore della Repubblica di Milano e della procuratrice aggiunta coassegnataria del fascicolo. Quindi lui dice, qui la questione grave era la condotta di quei due magistrati ai vertici della procura. Era questo l'oggetto della questione per la quale io dovevo interpellare il comitato di presidenza. E rimettere il procedimento sui binari della legalità era fare avviare le indagini previa iscrizione della notizia di reato, articolo 2, legge Anselmi. Presidente, se si guarda con attenzione, è l'imputato che smentisce la propria prospettazione difensiva. E perché? Perché se era quella la ragione, al Consiglio Superiore anzi al Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, che cosa doveva arrivare? Dovevano arrivare i verbali di interrogatorio di Piero Amara e le trascrizioni delle registrazioni consegnate da Giuseppe Calafiore alla Procura della Repubblica di Milano. E a che fine? Voi avete i corpi di reato in atti. Spiegatemi come da quei documenti, che sono gli unici volantinati dall'imputato, da quei documenti ex se si poteva trarre una responsabilità di Francesco Greco o di Laura Pediu. E a che titolo? L'unica cosa ragionevole nella costruzione Davigo-Storari era la cosa più banale di questo mondo. Il dottor Storari scriveva: il sottoscritto, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, espone che nel procedimento 12733/21 un dichiarante più volte interrogato ha reso dichiarazioni riguardanti una presunta loggia occulta, della quale avrebbero fatto parte anche magistrati, e su tale questione lo scrivente ha incontrato ostacolo nel procuratore della Repubblica e nella procuratrice aggiunta coassegnataria del fascicolo, i quali hanno impedito allo scrivente di procedere all'iscrizione della notizia di reato degli indagati e all'espletamento di indagini. Questa era l'unica cosa, in quella prospettazione, l'unica ragionevole possibile. Ma fosse stato fatto questo, ci sarebbe stato il volantinaggio dei verbali di interrogatorio? No. Fosse stato fatto questo,
che riguardava le persone di Francesco Greco e Laura Pedio, ci sarebbe stata l'attività di screditamento di un componente del Consiglio Superiore della Magistratura, dal quale si invitavano i consiglieri del CSM a prendere le distanze? No. E allora, se era quello il manifesto programmatico, ripristinare la legalità, che cosa c'entra volantinare gli interrogatori di Amara? È ovvio che l'azione è diversa rispetto al fine che ci si proponeva. Perché? Perché il fine non era quello, il fine era l'attività di screditamento del dottor Sebastiano Ardita. Anche perché, anche qui, Presidente, sono i dati in realtà a smentire in modo incontestabile la prospettazione difensiva. Ma se il problema era l'iscrizione della notizia di reato e quindi la possibilità che venissero svolte le indagini, mi si vuole spiegare che senso ha a giugno del 2020, noi sappiamo, voi sapete perché avete il documento in atti, che la notizia di reato è stata iscritta il 12 maggio 2020, cioè il primo giorno di riattivazione delle indagini dopo il fermo da lockdown. La sospensione era fino all'11 maggio, il 12 maggio viene iscritta la notizia di reato. Noi sappiamo, perché voi avete anche le chat delle conversazioni Pedio-Storari, che l'iscrizione avviene per opera della dottoressa Pedio. Ora, se l'iscrizione è avvenuta il 12 maggio, a giugno, perché bisognava riferire a Marra che Amara aveva reso dichiarazioni su Sebastiano Ardita e Marco, credo, Mancinetti? È ovvio che lì non c'era alcun intento di ripristinare il procedimento sui binari della legalità. C'era solo la volontaria il volontario dispiegamento di dichiarazioni calunniose che ragionevolmente fossero calunnie bastava leggere. Oggi che ci sia stata quella prognosi di ragionevole prospettiva di condanna lo afferma un decreto che ha disposto il giudizio. Ma il punto è che sicuramente a giugno del 2020 quello non poteva essere il vero obiettivo, il vero motivo delle condotte del imputato. A luglio del 2020, quando avviene l'interlocuzione con Nicola Morra, anche lì, intanto, naturalmente non si capisce perché l'ex, forse no, in quel momento ancora, Presidente della Commissione Antimafia e Senatore Nicola Morra, doveva ricevere quella informazione. La tesi dell'imputato, quindi io qui riporto le parole dell'imputato, sono: Morra insisteva per farmi fare pace con Ardita e io, per giustificare che non volevo fare pace con Ardita, gli ho dovuto dire che un dichiarante aveva reso dichiarazioni su Ardita indicandolo come componente di una loggia massonica. Ora, in base a quale dato normativo? Cioè c'era qualche cosa che imponeva al dottor Davigo di non limitare la sua interlocuzione con il senatore Morra dicendogli: senti, io non ci voglio avere a che fare, punto? C'era qualche cosa che lo costringeva a reiterare quella propalazione che oggi sappiamo calunnosa? Non c'era. L'ha deciso lui. La logica di tutto l'operato dell'imputato è che le norme valgono finché lui ritiene che abbia un senso rispettarle. Diversamente decide lui qual è la condotta da tenere anche in contraddizione con la norma. C'è di più. A fine dibattimento c'è stata la contestazione suppletiva su cui è intervenuta condanna in relazione all'allora primo presidente dottor Curzio. Noi sappiamo che quella interlocuzione avviene
a settembre del 2020. E a settembre del 2020 che cosa bisognava ripristinare di legalità in quel procedimento? Noi l'abbiamo appreso dal dottore Curzio a che cosa serviva quella propalazione da parte dell'imputato. Serviva a fargli tenere le distanze dal dottor Ardita, cosa che il dottor Curzio ha proprio in modo trasparente confessato davanti al tribunale. Effettivamente io mi sono mantenuto su doverosi, da me ritenuti, canoni di prudenza maggiore rispetto che agli altri componenti. Ora, già questo, cioè i tempi, dimostrano la falsità della giustificazione. Poi ci sono anche contraffatto e befera. La curiosa tesi è che, siccome la signora contraffatto era dipendente del Consiglio Superiore della Magistratura e siccome la dottoressa Befera era collaboratrice del dottor Davigo, per questo motivo a loro poteva essere rivelato il contenuto delle dichiarazioni di Piero Amara. Scusatemi, sarà che io sono limitato, ma in base a quale principio normativo? Cioè, le dichiarazioni di Amara erano atti della Procura di Milano, su questo non c'è dubbio. Non erano atti riservati di posto che atti riservati alla sezione disciplinare non ce ne possono essere perché si celebrano i giudizi al CSM in pubblico dibattimento, ma fossero stati atti riservati del Consiglio Superiore della Magistratura, e allora? Ma si trattava delle dichiarazioni di Piero Amara alla Procura di Milano. Per quale motivo si può pensare che a Marcella Contraffatto e a Giulia Befera potevano essere rivelate? Qual è la giustificazione? Sulla dottoressa Befera quasi non c'è giustificazione perché l'abbiamo sentita come testimone e le sue dichiarazioni le sue parole valgono come pietre di responsabilità a carico dell'imputato. Ma la signora Contraffatto prima eravamo sempre insieme io e Ardita, facevamo sempre tutto insieme, dovevo spiegarle che Ardita non doveva più entrare, tanto che avevo dovuto chiudere a chiave i documenti, e quindi anziché dire Ardita qui non deve più entrare, che dice no, non deve più entrare perché? Perché io ho ricevuto dal dottore Storari dei verbali di interrogatorio di Piero Amara alla Procura di Milano che indicano Sebastiano Ardita come componente della fantomatica loggia Ungheria. Ma è mai pensabile? Ma ci fosse stato un normale qualunque imputato che avesse sostenuto questa tesi alla seconda sezione penale della Cassazione, quale sarebbe stata la valutazione? Dopodiché, in realtà, l'imputato ha pure in corso d'opera mutata la propria prospettazione, perché per tutta la fase delle indagini e parte del dibattimento il grande diciamo scudo al quale faceva riferimento per ritenere legittimo il proprio operato, per far ritenere legittimo il proprio operato, erano le circolari del CSM. Così aveva convinto il dottor Storari. Il dottor Storari si era perfino rifiutato di leggere le circolari, bastandogli la parola del dottor Davigo. Ma è certo che, l'ha detto anche il dottor Storari, Davigo mi ha citato delle circolari che facevano sì che al singolo componente del CSM non fosse opponibile il segreto. Dopodiché, alla fine del dibattimento, è stato esaminato l'imputato. Presidente, gli ho fatto io la domanda specifica, proprio per rendere chiare le posizioni. Qual è la norma in base alla quale lei ha ritenuto legittimo il suo operato? La risposta è stata la più imprevedibile e la più incomprensibile, aggiungo, perché non ha più tirato in ballo le circolari del CSM che poi ora rientrano negli atti, nell'atto d'appello, ma ha
ha detto testualmente la Costituzione, aggiungendo, cosa che mi ha reso incomprensibile di interpretare il dato in sua difesa, aggiungendo che prevede che il CSM è un organo collegiale. Appunto, mi viene da dire. E allora la questione delle circolari del CSM, su cui tanto ci si era battuti e che sono state utilizzate dalla difesa del co-imputato, Presidente, c'è un motivo per cui ci si è alla fine dissociati perfino dalla circolare, poi sarebbe una, del CSM, la numero 510 del 15 gennaio del 1994, perché almeno su alcuni dati in un processo dovremmo essere tutti d'accordo, e cioè il calendario, la lingua italiana, e la circolare è scritta in lingua italiana e non occorre la capacità ermeneutica di un Umberto Eco per capire cosa diceva questa circolare. È fuor di dubbio che rispetto al Consiglio, in quanto organo che realizza il governo autonomo della magistratura, una simile esigenza, quella della tutela del segreto, da interferenze esterne non può essere posta e, estendendosi, sia pure sotto forma di segreto d'ufficio, il segreto investigativo gravante su circostanze e fatti eventualmente comunicati ai componenti del CSM, viene così meno la ratio stessa della opponibilità del segreto. Domanda: ma si estende la non opponibilità o si estende in italiano il segreto? Cioè, al CSM, organo collegiale, la Procura di Milano, in ipotesi, può anche dover riferire. Perché, estendendosi ai componenti del CSM il segreto d'ufficio, cioè sono loro vincolati, il segreto investigativo si estende e diventa segreto d'ufficio, viene meno il problema della opponibilità del segreto. Non che si estende ad libitum la non opponibilità del segreto al singolo componente del CSM, perché altrimenti rientriamo in quella ipotesi veramente abnorme di cui parlavo in apertura, cioè che qualunque componente del CSM poteva andare presso qualunque ufficio giudiziario a interrogare i titolari di segreti. Immagino cosa sarebbe successo se alla Procura di Milano nel febbraio del 1996 si fosse rivolto un singolo componente del Consiglio Superiore della Magistratura e gli avesse chiesto: per caso qui c'è una richiesta di misura cautelare nei confronti di Renato Squillante? E quale sarebbe stata la risposta? Ma che volete? Questa è la prospettazione del imputato. Aggiungo, è una prospettazione che, quanto alla ricostruzione in fatto da parte dell'imputato, è completamente fondata sul nulla. Si sostiene a più riprese nell'atto d'appello, e l'ha sostenuto l'imputato nelle sue dichiarazioni, che senza l'intervento del dottor Salvi non ci sarebbe stata l'iscrizione. Ma sul calendario dobbiamo essere tutti d'accordo e ci sono delle prove che ci consentono di dire com'è avvenuta l'iscrizione. C'era programmata una riunione per il 29 di aprile 2020, la riunione salta per problemi personali della dottoressa Pedio. La riunione doveva essere fatta subito dopo l'1 maggio, salta per impegni personali del dottor Storari. Si arriva alla riunione dell'8 maggio, preceduta dalla richiesta del procuratore Greco al dottor Storari di informativa il 7 maggio, l'8 maggio c'è la riunione finalmente e il 12 maggio c'è l'iscrizione.
Aggiungo, Presidente, che pure questo merita attenzione. Il 12 maggio vengono iscritti 3 nominativi a modello 21, Piero Amara, Giuseppe Calafiore e Alessandro Ferraro. Voi avete le chat, a un certo punto alla dottoressa Pedio viene il dubbio su Alessandro Ferraro, tanto che scrive al collega Storari e gli dice: ma pure Ferraro iscriviamo? Perché il principio da cui erano partiti: iscriviamo i rei confessi. I rei confessi erano Piero Amara e Giuseppe Calafiore. Alessandro Ferraro non era mai stato sentito. Non solo non era mai stato sentito e quindi non poteva essere reo confesso, ma in realtà né Giuseppe Calafiore né Piero Amara avevano indicato Alessandro Ferraro come componente della Loggia Ungheria. Era stato indicato solo da Piero Amara come soggetto che deteneva l'elenco degli iscritti alla Loggia Ungheria. Ed è questa la risposta, infatti, che dà Storari alla sua collega e dice: se c'ha l'elenco per forza è iscritto. Quindi le iscrizioni che avvengono il 12 maggio avvengono perfino in modo più esteso rispetto al principio che si era deliberato. Vengono iscritti i rei confessi e in più Alessandro Ferraro. E Presidente, c'è un motivo: se il reato è associazione a delinquere, come si fa a ipotizzare l'associazione a delinquere di 2 persone? Ci voleva un terzo e viene iscritto Alessandro Ferraro. Qual è il punto? C'era stata già l'interlocuzione Salvi-Greco? No, perché noi abbiamo la prova che l'interlocuzione avviene il 19 maggio 2020. Allora mi spiegate come fa a essere ad avere un apporto causale sull'iscrizione del 12 maggio 2020 l'interlocuzione telefonica 19 maggio 2020, che peraltro è molto stringata e che ha come seguito un incontro fra i due a giugno al Consiglio Superiore della Magistratura. E quindi nessun nesso di causalità fra l'interlocuzione Salvi-Greco e l'iscrizione della notizia di reato sulla Loggia Ungheria. Invece, quanto alle date, un rilievo ce l'ha la condotta dell'imputato, che è stata finalizzata a occultare la possibile ricostruzione di come erano andati i fatti. Perché per tutte le indagini e per metà del dibattimento si era dato per scontato, come riflesso, diciamo, condizionato, perfino comprensibile, che poiché coincidevano le 2 versioni e non volendosi ipotizzare, come in realtà il procuratore Greco in una battuta ha ipotizzato, cioè che poiché rispetto a aprile 2020 la notizia era stata rivelata dopo un anno, magari nel corso di un anno c'era stato il tempo per i 2 di concordare una comune difesa. Ma proprio perché si davano per scontato delle cose, si era evitato di rivolgere perfino le domande al dottor Davigo. Il dottor Davigo aveva fissato in modo inequivocabile la data degli incontri, perché aveva detto: io mi sono mandato dalla mia posta elettronica privata alla mia posta elettronica del CSM email con allegati tutti i documenti che mi aveva consegnato Storari il 7 aprile del 2020. Quindi il 7 aprile del 2020 io me li sono mandati, già c'erano stati i 2 incontri fra i quali erano intercorsi 1 o 2 giorni e prima ancora c'era stata la telefonata. Gli si chiede: questa email lei ce l'ha ancora? No, perché naturalmente non ho più la posta elettronica del CSM. Bene, però siccome se l'era mandata dalla sua posta elettronica privata, la recupera dalla sua posta elettronica privata. Lui non aveva mai prodotto il documento. Ah no, anche quella l'ho cancellata. Vabbè, però ci saranno le chat delle sue conversazioni
con il dottor Storari? No, perché quello smartphone l'ho ceduto. Non c'era modo di accertare una cosa che era stata detta dal dottor Davigo fin da quando era stato sentito come persona informata sui fatti il 5 maggio del 2021 alla Procura di Roma, e pacificamente era stata sempre confermata. E poi alla fine si scopre che non c'era un modo di verificarla, e la difesa è stata del dottor Davigo: ah vabbè, ormai io mi dimentico tutto, alla mia età è possibile la dimenticanza. In realtà, Presidente, su questo mi dispiace dover essere brutale, c'è la prova della falsità in questo. E la prova della falsità è in un elemento di tentativo di discolpa relativo alle affermazioni del teste Santoro. Noi sappiamo che l'ex Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, dottor Sergio Santoro, era stato indicato da Piero Amara come componente della fantomatica Loggia Ungheria. E sappiamo, l'abbiamo saputo da Sergio Santoro, che a casa sua c'erano stati almeno 2 incontri, presenti varie persone, e tra queste anche il dottor Davigo. La seconda di queste cene a casa Santoro, lo ha dichiarato il testimone dopo aver verificato il suo calendario Google, è stata o il 9 o il 10 settembre 2020, cioè 4 mesi dopo che il dottor Davigo aveva i verbali secondo i quali Piero Amara aveva indicato Sergio Santoro come componente della Loggia Ungheria. Presidente, questa circostanza non aveva grandissimo rilievo, era solo per dimostrare come le condotte del dottor Davigo non fossero finalizzate a ripristinare la legalità, ma fossero finalizzate ad abbattere il dottor Sebastiano Ardita, a screditarlo come componente del Consiglio Superiore della Magistratura, circostanza peraltro che era stata raggiunta, perché noi sappiamo che molti componenti del Consiglio Superiore della Magistratura addirittura erano arrivati a togliere il saluto al dottor Ardita. E allora mi ero chiesto, ma com'è possibile che, nonostante quella grande vicinanza che fino alla nomina del procuratore di Roma c'era stata fra il dottor Davigo e il dottor Ardita, una volta appresa quella notizia era stata sufficiente per quel cambio di condotta? Il modo di comportarsi con il dottor Santoro era la prova della inveridicità dell'assunto del dottor Davigo. Per contestare le affermazioni del testimone Santoro, come si è difeso in primo grado il dottor Davigo? Ha prodotto stralci di una chat di WhatsApp fra lui e Sergio Santoro, subito dopo che a me aveva risposto che quelle chat non erano più reperibili perché lo smartphone dell'epoca lui non ce l'aveva più, e quindi non erano reperibili le chat con Storari, però alla fine quella con Santoro, non della dottoressa Ciafrone ma la sua, invece, seppure molto a spizzichi e bocconi, molto parcellizzata, la deteneva. E c'è un altro dato rivelatore che proviene dalle dichiarazioni dell'imputato, perché pure qui si era omesso di fargli la domanda, e finché non gli sono state fatte le domande si dava per scontato, per via dogmatica, che quello che diceva era la verità. Presidente, non ci si è fatti problemi a far avere di fatto, a mostrare alla contraffatto dove teneva quei verbali, a dare copia di quei verbali ad almeno 2 o 3, anzi ad almeno 3 persone,
a informare doviziosamente la dottoressa Befera, a informare un senatore della Repubblica. Il 19 ottobre del 2020 viene sentito a sommare informazioni alla presenza del procuratore della Repubblica di Perugia, dottor Cantone. Domanda: qual è la ragione per la quale si sono interrotti i suoi rapporti con il dottor Ardita? Risposta: su questo oppongo il segreto d'ufficio. Cioè, quello che poteva essere detto a Morra, a Befera, a Contrafatto, eccetera, 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 non poteva essere detto al procuratore della Repubblica. Questa palese contraddizione si è cercato nel corso delle sue dichiarazioni di giustificarla con il fatto che erano presenti a quell'atto i due difensori del dottor Luca Palamara. Intanto non si capisce per quale motivo a Morra si poteva dire per ragioni personali, mentre invece rispondendo con obbligo di verità a un procuratore della Repubblica non si poteva dire. Ma il paradosso, Presidente, l'abbiamo poi ricevuto quando abbiamo sentito la giornalista Liana Milella e abbiamo appreso che è vero che il dottor Di Matteo e il dottor Ardita non avevano saputo nulla fino a una certa epoca, ma addirittura attraverso la giornalista Liana Milella, che aveva ricevuto i verbali che al dottor Davigo erano stati consegnati da Paolo Storari, dalla dottoressa Milella era stato informato per l'appunto Luca Palamara. Cioè, il paradosso è che mezza Italia aveva ricevuto l'informazione grazie alle rivelazioni del dottor Davigo e poi però il procuratore di Perugia si vedeva opposto il segreto d'ufficio. Un ultimo aspetto in punto di fatto. Io l'ho detto in primo grado, l'imputato si è condotto nella logica anche del ricatto, perché, e che poi ha peraltro, come dire, proiettato nella propria prospettazione difensiva. Oggi che dice? Ma se io li ho dati a Verdini e Verdini non ha fatto denuncia, e allora ha commesso reato pure lui, senza considerare la differenza fra chi volantina verbali di interrogatorio e chi li riceve, peraltro dopo aver ricevuto dal dottor Davigo l'informazione, dopo non aver ricevuto l'informazione che si trattava di atti segretati, che è la domanda che il Presidente ha fatto al Vicepresidente Ermini, sulla quale il Vicepresidente Ermini ha risposto e sulla quale c'è stata la conferma dell'imputato, che il Vicepresidente Ermini non aveva ricevuto quella informazione, che altrimenti naturalmente avrebbe cambiato tutto. Il Presidente avrebbe sospeso l'esame, palesemente l'ha anche detto in udienza. Bene, ma è stato, fra virgolette, salvato, nel senso l'affermazione dell'imputato ha mantenuto la veste di testimone al Vicepresidente Ermini. Qual è il punto? Il punto è che, e anche qui c'è un altro riscontro, oltre a quello che va detto il Procuratore Generale, il racconto di Morra trova degli altri riscontri, perché il Vicepresidente Ermini, il consigliere Marra, il consigliere Cascini, tutti affermano che, e in fondo anche il dottor Curzio, affermano che il dottor Davigo, nel riferire loro quelle informazioni e poi nel consegnare ad alcuni di loro quei documenti, aveva utilizzato una condotta di parossistica attenzione, portando il proprio interlocutore nel cortile, o per Morra nella tromba delle scale, e lasciando
facendo lasciare al proprio interlocutore l'apparecchio cellulare nella propria stanza d'ufficio. Ora, Presidente, io non credo che l'imputato fosse mosso da una logica complottista per cui temeva di essere intercettato, ed è ovvio che non è così. C'è un motivo che è molto più banale. I telefoni di oggi non sono solo telefoni, sono anche dei registratori viventi e quindi se l'interlocutore ha un telefono può anche registrare la conversazione. L'unico modo perché nella logica del ricatto del dottor Davigo fosse lui a comandare i rapporti era che nessuno avesse traccia di quelle interlocuzioni, perché se fossero emerse la sua difesa sarebbe franata immantinente. E a proposito della logica del ricatto, Presidente, io non l'ho utilizzata così con leggerezza d'animo questa espressione, perché c'è un fatto che è stato riferito dal vicepresidente Ermini. Il dottor Davigo mi ha detto che di quella loggia erano componenti anche i vertici delle forze armate e per questo motivo mi invitò a immediatamente portarmi al Quirinale e rivolgermi al Capo dello Stato. Presidente, noi dobbiamo alla prudenza del Quirinale e al fatto che nessuno abbia mai chiamato al Quirinale l'odierno imputato il fatto che si sia potuto celebrare questo processo, ovviamente, come chiunque comprende. Ma il punto è, poniamola in relazione alla sua prospettazione difensiva. Il fatto che c'erano i nomi dei vertici delle forze armate era materia di cui si doveva occupare il Consiglio Superiore della Magistratura? Da quando in qua il Consiglio Superiore della Magistratura è il Consiglio Supremo di Difesa o che altro? È ovvio che nello stesso racconto dell'imputato c'è la prova della falsità della sua principale prospettazione difensiva. E questo, e così concludo, Presidente, mi porta in modo circolare al punto da cui ero partito. Ma era proprio necessario, o meglio, era una cosa ragionevole che quei verbali, le copie di quei verbali di interrogatorio venissero divulgate in quel modo clamoroso? Che cosa ci poteva fare il Consiglio Superiore? Nulla. L'unico effetto concreto era quello ricercato dal dottor Davigo e puntualmente realizzato. Contaminare l'operato del Consiglio Superiore della Magistratura. Come è stato contaminato? Lo ha riferito la dottoressa Pepe. Io mi sono sentita in difficoltà. Ho preso le distanze dal dottor Ardita. E qual era la logica per cui Marra e Pepe, Ilaria, dovevano essere informati? È perché erano stati eletti nella stessa lista di Ardita e quindi bisognava in qualche modo metterle a conoscenza. In base a quale principio normativo? Non si sa. E poi, ma se il principio era rimettere il procedimento sui binari della legalità, perché andava in giro come fosse un pubblico ministero a cercare elementi sulla attendibilità di Piero Amara? Presidente, pure a questo dobbiamo credere. Cioè che sia giustificata la consegna dei verbali al dottor Cascini, perché siccome Cascini si era occupato in passato di Amara, poteva servire per consulto sulla attendibilità di Amara. Questo, peraltro,
è chiaro che scopre del tutto la difesa dell'imputato, perché il punto non è potevano essere cose vere o potevano essere cose false. Lui voleva, sperava, cercava di dimostrare che fossero cose vere, perché altrimenti non c'era ragione di andare a chiedere della attendibilità di Amara. A che serviva? La verità è che l'imputato ha fatto quello che risulta in atti, e quello che risulta in atti è cosa diversa dal suo manifesto programmatico. Nessun cittadino italiano che avesse ricevuto quei verbali e li avesse divulgati a chiunque, pure fosse stato il capo dello Stato, nessuno si sarebbe mai sognato di provare a giustificare il proprio operato. C'era solo da patteggiare la pena. E in nessun caso si può pensare di trovare una soluzione che renda non punibile quelle condotte. Sui motivi aggiunti segnalo, come già fatto dal procuratore generale, la palese inammissibilità, perché non sono motivi aggiunti quelli sull'articolo 81. I motivi aggiunti devono avere una loro correlazione con i motivi dell'originario atto di impugnazione. Nell'atto di impugnazione quella decisione non è stata in nessun modo censurata, non è stata fatta oggetto di doglianza, e poiché è una decisione che non può essere presa in esame dalla Corte ex officio, e peraltro sarebbe nel caso una decisione, ove accolto il motivo, in malam partem per l'imputato, è evidente che il motivo è inammissibile e la Corte non lo può prendere in considerazione. In realtà si capisce qual è il motivo con cui si è provato a costruire quel motivo aggiunto, e cioè quello di parcellizzare le singole condotte in modo che nella atomizzazione degli elementi e nella confusione di una ricostruzione di insieme si potesse vedere quella che è l'enormità delle condotte che sono state poste in essere. Nessuna ragione in fatto e in diritto. Si sostiene poi, qua solo accenno, che la sentenza di assoluzione del dottor Storari sarebbe impeditiva dell'affermazione di responsabilità per il dottor Davigo. Noi sappiamo cosa sono le due sentenze quasi conformi, mi viene da dire, assolutorie per il dottor Storari, e cioè c'è la sentenza di primo grado che dice errore su norma extrapenale che si diventa un errore sul fatto, e per questo motivo priva della sussistenza del dolo il dottor Storari. La Corte d'Appello, in modo più raffinato e allo stesso tempo più ambiguo di quanto ingenuamente prospettato nella sentenza di primo grado, non parla esattamente di norma extrapenale, anche se conferma in toto la sentenza di primo grado, quindi di fatto sì, però dice che l'assenza di dolo in capo al dottor Storari è derivato dall'operato del dottor Davigo. E su questo, sia articolo 48, sia erroneità della sentenza del dottor Storari, le sentenze irrevocabili valgono a prova dei fatti con il crisma dell'articolo 192 terzo comma. Punto. Cioè è come la dichiarazione di un pentito.
Quello è lo statuto giuridico. Sia giusta o sbagliata quella sentenza, sia articolo 48, una cosa è certa: all'imputato Davigo non è stata fatta alcuna, non ha subito alcuna violazione del diritto di difesa. Ha potuto svolgere la propria difesa rispetto alle contestazioni mosse anche in relazione a quanto da lui fatto nel convincere il dottor Storari a consegnargli quei documenti, di modo che pure l'eventuale articolo 48 naturalmente non sarebbe fuori dal capo di imputazione, fermo restando che in realtà la imputazione riferisce esattamente la condotta dell'imputato e su quello la conferma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Brescia il 20 giugno del 2023 nulla necessita in più. Quanto alle questioni civili, mi sembra perfino superfluo dilungarmi per una semplice ragione: il Tribunale ha dato atto del fatto che la parte civile non è stata mossa da interessi economici. Ha dato atto però, ma di quello non ha dato atto la sentenza, c'è prova in atti di come le condotte contestate all'imputato hanno provocato danni al dottor Ardita. Fino all'aprile del 2021 il dottor Ardita era stato, per causa del dottor Davigo, un appestato al Consiglio Superiore della Magistratura, almeno per la metà dei suoi componenti, fra cui tutti i componenti del Comitato di Presidenza e perfino il Capo dello Stato, che è Presidente del CSM. E si vuole dire che questo non ha creato un danno al dottor Ardita davanti a dichiarazioni che perfino un bambino avrebbe compreso come calunniose, e c'erano le ragioni ed erano conosciute dal dottor Davigo per sapere quali fossero le ragioni della calunnia da parte di Amara nei confronti del dottor Ardita, ed è il motivo per cui Amara è stato rinviato a giudizio proprio per quelle calunnie. Per questi motivi, Presidente, io concludo come da conclusioni scritte e nota spese, limitandomi sostanzialmente alla richiesta della conferma della condanna e alla refusione delle spese anche per il secondo grado di giudizio. Grazie.